Ricorre oggi il 33esimo anniversario dell'omicidio del giudice beato Rosario Livatino. L'omaggio alla stella commemorativa sul luogo dell'agguato lungo la strada statale 640 d'Agrigento in contrada Casena. Presente anche una delegazione del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, capitanata dal vicepresidente Fabio Pinelli. È un grande onore per noi del Consiglio Superiore essere qui così numerosi con tutti i consiglieri per ricordare una figura straordinaria di persona che si è sacrificata per il Paese e che è entrato nella storia per la sua grande dedizione, la sua disponibilità al sacrificio fino alla sua morte, quindi è un esempio di magistrato che va ricordato e che tutti noi continuiamo a portare avanti. Insegna, come dicevo, il modello di magistrato a cui noi dobbiamo ambire, un magistrato riservato, rispettoso della legge, che insegna anche un metodo, ha insegnato anche un metodo Livatino, è stato un metodo di costruzione dell'attività di indagine così solida da poter tenere poi successivamente in giudizio. Insomma, è stato un grande esempio, un grande maestro. Ricordare oggi il giudice Livatino significa esprimere da parte di tutti noi, dei magistrati e della sottosezione di Agrigento LNM, significa esprimere un doveroso omaggio nei confronti di un magistrato che è stato profondamente impegnato nel suo lavoro, nella lotta alla criminalità organizzata. Credo che sia e debba essere un'occasione anche per verificare da parte della magistratura in primo luogo, ma anche di tutte le altre istituzioni pubbliche, se qualcosa nel frattempo è cambiato dal momento in cui è scomparso il giudice Livatino e che cosa ancora si può cambiare per migliorare effettivamente il sistema giudiziario. Era doveroso, come ogni anno, deporre una corona e fare gli onori a questo grande uomo, a questa grande persona. Il giudice Livatino per noi è un esempio di onestà, di correttezza, di giustizia. Penso che la memoria, ricordarlo ogni anno, sia fondamentale per i posteri. Abbiamo chiesto, o meglio abbiamo reiterato al CSM la richiesta di stampare le relazioni di Rosario Livatino e di distribuirle a tutti i magistrati in servizio, sia essi giovani sia anche quelli più anziani alla soglia della pensione, perché riteniamo che il contenuto delle relazioni possa essere illuminante per tutta la magistratura. Il comportamento dei cristiani deve essere ispirato al Vangelo, di cui il beato Rosario Angelo Livatino è un esempio luminoso. E la parola della liturgia di oggi, presa dall'Apostolo Paolo, diceva: conformatevi alla vocazione che avete ricevuto. La vocazione del cristiano è quello di essere testimone del Vangelo e quindi di giustizia. Livatino lo è stato, e perché non posso esserlo io, non può esserlo tu, non debbano esserlo tutti i cristiani. Dobbiamo cercare di trasmettere ai giovani il fatto che il Paese porta avanti tanti valori positivi, perché noi lasceremo agli altri, ai giovani di oggi, quello che siamo riusciti a seminare con i valori positivi, quelli insomma che custodiva anche il beato Livatino. Quindi grazie dell'accoglienza e saluto ancora